Oggi noi abbiamo un gap infrastrutturale che divide la Sicilia sia per quanto riguarda il trasporto su gomma, ma diciamo che la Sicilia non ha fatto progressi negli ultimi 2 secoli per il trasporto su rete ferroviaria. Noi dobbiamo pensare che la gran parte di coloro che si muovono per motivi turistici e che raggiungono gli aeroporti della Sicilia, perché ormai questo è il mezzo prevalente che tutti utilizzano e quindi non è pensabile il rilancio di una balla, di un mito come il ponte sullo stretto, come se fosse questo lo strumento per superare il gap. Il gap noi lo superiamo se siamo in grado in Sicilia di avere un piano dei trasporti che sia funzionale per l'arcipelago, che abbia dei punti di accesso negli aeroporti di cui disponiamo e che questi siano interconnessi con i porti e con le ferrovie. Inoltre, insieme a queste reti noi abbiamo bisogno di sviluppare tutto ciò che è digitale, tutto ciò che è tecnologico. Noi ormai abbiamo un sistema del turismo che si basa tutto sulla generazione di viaggi attraverso internet. Non possiamo avere delle interruzioni di comunicazione tra il mezzo per eccellenza a livello globale e le destinazioni finali.